Signora Maria, buongiorno. Buongiorno, Ma cosa sta preparando? maccheroni. E noi abbiamo già visto qualcosa di speciale e adesso vediamo come li prepara dal vivo questi maccheroni. Questo è l'impasto intanto? Sì, preparate un pochino l'impasto in modo che velocizziamo un pochino il tempo. Questi sono i maccheroni col buco. Sì, Guardate amici cosa utilizza la signora Maria per preparare questi maccheroni con il buco. Come si chiama? Giunco? No, e Junco. 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 Lo si trova in natura direttamente. Sì, Vediamo un po' la tecnica che utilizza. basta chiuderlo un pochino e poi stirare. Non verranno tutti uguali. Proprio questa è la particolarità. Sì. Allora, questo è l'impasto che lei ha preparato già prima. Cosa abbiamo messo? Ci sono solo due ingredienti. Solo acqua e farina. Basta. Poi bisogna lavorarla con le mani bene, prendere l'impasto giusto, né molle né duro perché sennò dopo non stira. Noi siamo all'interno di un pastificio, di un laboratorio. Voi fate il pane qui. Sì, facciamo il pane, facciamo un po' biscotti, pizze. E oggi maccheroni per tutti gli amici di Bella Maccheroni. Sicilia Onda TV, ma anche perché vogliamo annunciare che anche voi sarete presenti per la prima sagra del pomodoro. Sì. Come- Questo è il primo anno che si fa questo diciamo, evento di, vediamo, di agricolture, vediamo come. Noi ce la metteremo tutta. Sarà l'occasione per gustare i prodotti locali, i prodotti tipici, Sì, oltre che il pomodoro, con il quale si prepara un ottimo sugo qui. certo. Quindi che tipo di sugo utilizza abitualmente lei per questi maccheroni? Allora, salsiccia del suino nero, che è buonissimo, oppure con i funghi porcini, che è ancora buono. Insomma, si possono preparare come meglio, come piace a chiunque. Se non piace la salsiccia posso fare solo funghi. Comunque ci sono tanti modi e modi di fare. Adesso a me non mi viene giustamente. Ecco, voi sarete presenti qui, davanti al vostro locale ci sarà lo stand? No, saremo sempre all'interno. Cosa? Credo che- Intanto qui fate ancora il pane con il lievito madre, è vero? Sì, sì, ancora con la tecnica degli anziani. Cosa significa fare il pane con il Fare lievito il pane madre? con lievito madre, farina, sale e lievito naturale. E poi una bontà, Una bontà. che dura Una diversi bontà. giorni. Diversi giorni, fino a una settimana, 6 giorni, gli metto la firma. È vero che il pane diventa ancora più buono il giorno dopo? Certo, certo, è ancora più buono perché rimorbidisce il pane, più asciutto. Questa è un'azienda che le porta avanti con la sua famiglia, Sì, qui a Magnace. si ammaniace proprio. Tanta passione e tanto amore. Poi diciamo che abbiamo anche un punto vendita a Giarre, che portiamo anche il pane là, tutti i prodotti che ci sono qua si troveranno pure nell'altro punto vendita. E allora, chi vuole cimentare a fare i maccheroni a casa lo potrà fare. Abbiamo detto che è semplice, quindi due ingredienti, farina e acqua. Che e tipo di acqua. farina utilizza? Rimacinato. Immacinata. Di farine siciliane. E poi si prepara l'impasto, si lascia un po' riposare Sì. e poi abbiamo visto come prepararlo. Ecco, questi li ha fatti tutti lei. Sì. Guardate che spettacolo, complimenti alla signora Maria. Chi vorrà potrà invece venire qui e gustarli, semplicemente sarà più facile, vero? Ecco, magari fate entrambi, provate a farli a casa perché non bisogna perdere la tradizione Certo. e magari venite qui a gustarli con un sugo speciale per la prima sagra del pomodoro di Magnace. Signora Maria, salutiamo tutti gli amici di Bella Grazie, Sicilia Onda TV. Vi aspetto tutti, speriamo che vi troverete bene. Un bocca al lupo a noi e a voi. Appuntamento quando? 19, no. 20 e 21 Settembre. settembre, sì. Qui a Magnace, alle pendici dell'Etna. Certo.
Ciao a tutti amici, fateci sapere da dove ci state seguendo e magari fateci sapere anche qual è il sugo che preferite con questi maccheroni.